Fiamme gialle del Comando Provinciale di Agrigento nei giorni scorsi hanno dato esecuzione al decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 1.200.000 euro in misura corrispondente all'illecito profitto realizzato attraverso una serie di reati tributari da un imprenditore originario della Sicilia ma residente a Milano e da una società dal medesimo amministrata. In dettaglio i finanzieri della compagnia di Sciacca hanno condotto investigazioni e nel corso di una verifica fiscale eseguita nei confronti della società operante nel settore delle tecnologie informatiche con sedi sia nel territorio siciliano che in Lombardia, l'attenzione degli investigatori si è da subito concentrata sui cospicui crediti d'imposta fruiti dall'impresa verificata negli anni dal 2020 al 2023 e maturati per attività di ricerca e sviluppo interamente ideata e svolta presso un'unità locale sita nel capoluogo lombardo, in parte utilizzando il proprio personale dipendente e in parte avvalendosi di consulenze fornite da società amministrate dal medesimo soggetto o da suoi familiari. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno scoperto che l'azienda sottoposta a verifica ha indebitamente beneficiato degli incentivi fiscali previsti dal legislatore per gli investimenti nel Mezzogiorno, di fatto non spettanti, in quanto la società avrebbe dichiarato falsamente di avere sede con capacità produttiva nel territorio agrigentino. Allo scopo di incrementare ulteriormente l'ammontare delle agevolazioni fiscali ottenibili, l'impresa avrebbe poi utilizzato in misura maggiore a quella realmente spettante crediti d'imposta finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per investimenti e ricerca e sviluppo, transizione ecologica ed innovazione tecnologica, documentati da fatture emesse da soggetti economici appartenenti al medesimo gruppo familiare. La società in questione avrebbe quindi impiegato tali crediti non spettanti per abbattere illecitamente il proprio debito sia nei confronti del fisco che nei confronti degli enti previdenziali. Il provvedimento di sequestro è stato emesso sulla scorta degli elementi allo stato acquisito e pertanto in attesa di giudizio definitivo sussiste la presunzione di innocenza.